spero che fino all'ultimo si voglia ripensare a questa operazione e si voglia anche decidere di continuare, visto e considerato che noi come Regione eravamo e siamo pronti per l'autorizzazione. Di sabato l'appello del governatore del Veneto Luca Zaia allo stilista italo-francese Pierre Cardin e al nipote Rodrigo Basilicati a non rinunciare alla realizzazione del Palais Lumière a Marghera. Oggi il governatore ritorna sull'argomento e alla vigilia del compleanno dello stilista, che compierà 91 anni, coglie l'occasione per invitarlo a ripensare alla sua decisione. La burocrazia si può superare, Regione e Comune sono pronti a collaborare. Intanto però l'amministrazione comunale riunita in un vertice a Cafarsetti guarda avanti. Svanito il progetto del Palais Lumière, bisogna fare i conti con una minore entrata di 20-30 milioni di euro, soldi che avrebbero consentito al Comune di non sforare il patto di stabilità e che oggi invece bisogna trovare e anche rapidamente. Nel venir meno di questa ipotesi che avevamo costruito e che aveva anche dei fondamenti, noi dobbiamo verificare la possibilità di andare a sostituire queste cifre di entrata con entrata di altra natura. Le regole sono stringenti e le alienazioni devono essere reali. Al Comune dunque l'arduo compito di individuare nel vasto patrimonio cosa poter vendere in tempi brevi per incassare rapidamente i soldi necessari a non sforare il patto di stabilità. Noi dobbiamo avere il valore relativo al nostro obiettivo in cassa presso il nostro tesoriere entro il 31 di dicembre ed evidentemente noi dobbiamo lavorare da qua alla fine dell'anno non solo per trovare delle alienazioni credibili con cui sostituire questi terreni, ma anche poi lavorare per averli materialmente in cassa. I tempi non sono certo dei migliori per vendere, la scelta più probabile è l'alienazione di piccole parti di patrimonio più facilmente collocabili sul mercato. L'obiettivo è tentare di fare un'operazione che non crei disagio comunque al patrimonio cittadino. Certo, già vendere non è positivo.